andiamo ad ascoltare stasera è un'importantissima iniziativa nazionale che siamo orgogliosi di ospitare nel programma di Cagliari Cammina contro la violenza, grazie alla collaborazione di Alessandro Muroni alle musiche, le attrici Maria Loi e Rita Zeri. Possiamo ascoltare anche noi stasera il monologo scritto da Francesco Olivieri, Finché morte non ci separi. Questa iniziativa nazionale è stata pensata dall'artista Olivieri proprio per diffondere e gridare contemporaneamente il 25 novembre e quasi in tutte le città in cui si tiene alle ore 21 il grido, il pensiero di due morte uccise dai propri compagni, proprio per denunciare insieme a livello nazionale la violenza contro le donne. È un monologo scritto da un uomo che appunto si è messo nei panni delle donne. Sono due monologhi molto interessanti perché ricalcano uno stereotipo un po' più classico, quello che si pensa essere la tipica situazione familiare in cui si trova la violenza, e un altro invece che si discosta da quello che è lo stereotipo classico, e questa è una cosa molto importante secondo me. Quando ho letto il testo mi è piaciuta molto perché si vede proprio che l'artista vuole far riflettere sul fatto che la violenza è un fatto trasversale, che riguarda tutte le classi, tutti gli ambiti lavorativi, tutte le nazionalità, e quindi appunto è un fenomeno purtroppo ancora diffuso moltissimo in tutto il mondo. All'iniziativa Finché morte non ci separi aderiscono diverse città italiane e non solo italiane. Quello che insomma noi abbiamo voluto fare, includendo questa iniziativa nel calendario, dopo che insomma Rita ci ha detto che c'era questa possibilità, è proprio un momento di riflessione che poi si verrà ancora più approfondito da Esther Cois, una sociologa della famiglia del genere, che darà proprio una riflessione, una lettura di questa opera teatrale, diciamo che possiamo chiamarla opera teatrale, insomma, proprio per capire come è necessario cambiare la cultura per combattere e sradicare la radice della violenza, che è profondissima. Federica Mellori e mi hanno appena ammazzata. Nulla di grave, sia chiaro. Diciamo che il mio lui ci aveva il rotellino spostato nella testa. Che poi, diciamocelo, non fate quelle facce, su via. Morto un papa se ne fa un altro. Morta una donna se ne fa un'altra. Oppure no? Ma sì, dai! Allegria, gente! Ma che sarà mai? Che poi mica è stato uno di quei delitti che lei soffre, agonizza. Un gentleman, signori miei, un gentleman. Un taglio alla gola e netto, zacchete e via, tolto il pensiero. A proposito di Papa, chi c'è ora? Ah, uno argentino. Ma dai, beh, almeno si ballerà il tango durante le messe, no? Francesco, che bel nome. Sì, proprio un bel nome. Ma parla anche agli uccelli? Ah, non bisogna nominare uccelli, mi dite, che poi magari si offende tutto il clero, che poi magari... che mai avrò detto di male? È ambigua la parola, mi dite? Beh, ambigua... Effettivamente lo è. Che non si dice che poi si pensa a quei così là. Vabbè, quei così là. Quindi il fraticello, quello là di Assisi, con chi parlava? Pennuti. Parlava con i pennuti, volatili pure, e da specificare anche, che poi si pensa che magari, sai, una parola tira l'altra, un uccello tira l'altro e via che ti danno del gay. Ma
ve lo immaginate il nuovo Papa Francesco che parla agli uccelli? Caro l'argentino, che poi mi sta pure simpatico questo sudamericano, povero lui che ci prova a fare il fraticello, ma nel Vaticano deve legare dritto il ragazzo, altrimenti gli fanno la festa a quello. E già il fatto che sorrida mica gli piace tanto a quelli. Ogni tanto glielo ricordano, te non sorridere troppo, che uno così è durato 33 giorni, capito? E lui, l'argentino, che mi diventa serio, povero il Francesco. Comunque dov'è che ero rimasta? Ah, sì, che quelli lì della chiesa sono così carini. Quando hanno sposato me e il mio assassino, che non mi piace chiamarlo assassino, su via, quando hanno sposato me e il mio uomo, bastardo figlio di... Scusate, non volevo, mi è scappato, giuro. Ecco, quando stavo con quella cosa e ho avuto la geniale idea di prometterle amore eterno, loro, quelli lì, vestiti di bianco cattolico, erano così cari e ligi e gentili, finché morte non vi separi, ci hanno detto là sull'altare. Beh, mi pare che questo matrimonio sia finito, mi pare così, a naso. E separati ci siamo separati, questo è certo. Comunque, mi chiamo Federica Mellori e mi hanno appena ammazzata. E nulla di grave, sia chiaro. Diciamo che il mio lui ci aveva il rotellino spostato nella testa. Che hai proprio un bel coraggio te, sfacciata. Mia madre, povera, non si esce alle 10 di sera e non metterti quelle gonne scollate, sai? Cara lei, era pure dislessica che scambiava un po' le parole. E ricordo che quando doveva dire vai a prendermi gli occhiali, mi diceva la mamma mia cara, vai a prendermi gli orali. E io tutta vestita a puntino come una madonna addolorata, anche se addolorata non ero, sia chiaro. La prendevo io, i suoi orali, e ridevo. Ah, signori miei, come ridevo. Mamma cara, perché mio fratello può uscire la sera e io no? Ma che domande mi fai, figlia mia? È ovvio, lui è un maschio. Lui? Ah, beh, se lui è un maschio, allora cambia tutto. È vero che cambia tutto. Ho provato a mettermi i pantaloni, la camicia. Ho provato persino a fare la pipì in piedi. Sì, che meraviglia, signori miei. Che io l'ho sempre invidiato il pene a quelli lì, ai maschi. Quell'armamentario che all'occorrenza si tira fuori senza nemmeno faticare di abbassarsi gonna, pantaloni vari, una lampo e via, zaccate. Lui espleta quello che deve espletare. Rientra nel suo guscio e via che la lampo torna su, zaccate. Tu hai troppi grilli per la testa, cucina piuttosto, cucina e impara a stirare e a rammendare, che chi la vuole è una donna che non sa cucinare e rammendare. Signori miei, e chi la vuole? Che vi vedo lì, su quelle sedie, che dentro ci avete già il disegno pronto, della bella mogliettina che vi lava, vi rammenda, vi stira, vi cucina, mentre voi, poveri, stanchi del vostro lavoro, acciabattati, vi divanate davanti alla televisione. Attenti! Dietro front! Avanti marcia! Riposo! Mentre il fratello faceva il militare, io finivo le superiori. Ho sentito delle voci. Questa è la vicina che parla. Sentite. Ho sentito delle voci. Mi sembra, ma non ne sono certa, poliziotto. Mi sembra che urlassero. Che a questa mica è fregato me nulla della vita mia e di quel marito mio assassino. Caro lui, beh, c'era da aspettarselo. Questo è quello del piano di sotto, Volpone si chiama, c'era da aspettarselo. Quando uno lavora come un mulo tutto il giorno, mentre lei fa una bella vita mostrando
naso, coscia e seno, così in bella vista, c'era da aspettarselo. Avete sentito? Quello che mi tirava certi sguardi. Sì, proprio lì, che rientrata a casa mi ritrovavo i suoi belli occhialoni lucidi appoggiati ai miei capezzoli. Comunque va, andiamo avanti, signori miei. Le mestruazioni, avete presente, no? Quelle che vi fanno leggermente sballare l'umore. Ecco, io le odiavo quelle. Ero capace di passare ore e ore a letto con il mal di testa. Che mi dico, ma perché tutto a noi donne? Perché? Allora facciamo un attimo la conta. Che ne dite? Allora, per essere una brava moglie bisogna sopportare in silenzio i dolori mestruali. Stai male da svenire? Hai il mal di pancia da piegarti in due? Su via, ragazze, avanti, avanti, allegria ci vuole, diamine, allegria! Allora, torniamo alla nostra conta. Non pensare al sesso, no, che peccato! Quando lui vorrà, tu diverrai donna. Che cara la mia mamma. Scusa mamma, ma io donna non lo sono già? Queste tette non ne sono una conferma? Taci e ricorda che sei solo una ragazza. Donna lo diventerai solo quando lui vorrà. Ah, beh, se la mettiamo così. Ma poi, lui chi? Il tuo principe azzurro. Ah, ma che meraviglia! C'è un principe azzurro in tutta questa storia. Com'è? Che me lo immaginavo io, bello, alto, biondo, con gli occhi azzurri, con un bel cavallo bianco, vestito di azzurro, ovviamente. No, ecco, cioè, bello, insomma, diciamo nella norma. Alto, Dio, era un nano, ma 1,64 m non credo si possa definire altezza pura. Biondo, diciamo tendente al calvo. Ecco, biondo dentro sì. Occhi azzurri, diciamo marroni, ma con gli occhiali magari da sole, volendo. L'azzurro potevo anche immaginarlo. Caro lui, con un cavallo bianco. Bianco era bianco, ma i cavalli erano nel motore. Mi ha detto poi, caro lui, un furgone con tanti cavalli bianchi. E che volevo di più? Mi chiamo Federica Mellori e mi hanno appena ammazzata. Nulla di grave, sia chiaro. Diciamo che il mio lui c'aveva il rotellino spostato nella testa. Caro lui, faceva il meccanico. Lavoro duro il suo, con le sue donnine nude attaccate al muro, per ogni mese una diversa di ogni colore. Lavoro duro il suo, mamma era entusiasta, quello sì che fa per te. E che poi, non vi dico quando è stato il momento, sì, insomma, quando il suo coso ha preso la residenza nella mia cosa. Non ne sapevo niente io di quelle robe lì. A volte la mia mamma aveva, come dire, circumnavigato la zona per controllare. Devo dire che qualche bella soddisfazione sola come stesse nel nudismo totale me l'ero tolta. Ma non avevo mai azzardato a metter nulla là dentro. Non sai mai, mi dicevo. E se poi mi ci rimane dentro? Vuoi vedere te? Che poi mi tocca andare da mia madre con la mano tra le cosce a chiederle di prendere una tenaglia per sbloccare il tutto. No, non ne volevo di problemi. Cucinavo, lavavo, stiravo, che ero una donna io. Anzi no, che mamma non era di questo avviso, che ero una ragazza io, da maritare e alla svelta. E procreare, mi raccomando, che poi quando si invecchia non hai le forze, mi diceva la mia mamma cara. Il babbo, mi direte, che vi ho fatto una testa così parlando della mamma, ma del babbo
nemmeno una parola. Eccola. Bar, che gli piaceva così tanto. Lui sì che era un uomo, un maschio vero. Nemmeno tornava a casa a volte. Si infilava al bar e giù a bere, giocare a carte, bestemmiare, bere, giocare a carte, bestemmiare. L'offesa nei confronti di Dio o della Madonna? Per il mio babbo era un modo tutto suo per ringraziare di avergli dato ancora un giorno per brindare con gli amici. Non era mica da birra il vecchio. Andava avanti a grappa e vino e si faceva paonazzo il vecchio. Sembrava una mongolfiera quella testa, ricolma di liquido rosso, tinto, come diceva lui, il babbo, e avanti di briscole, tresette, scope. Io non so nemmeno come sono fatte le carte, figuriamoci. Spesso babbo rientrava tardi e faceva rumore, sbraitava, picchiava mamma anche. La mattina, se lei aveva gli occhiali da sole quando pioveva, io già sapevo. L'orgoglio maschile non si tocca, capito? Se mena è perché avrà le sue ragioni. Poi la vedevo piangere, in disparte, mentre rammendava un maglione per mio fratello. Piangere e singhiozzare, con gli occhiali da sole, mentre pioveva. Lavava sempre con dovizia la notte, quando noi già dormivamo, mentre babbo russava l'ubriacatura, lei stirava montagne di vestiti, faceva il bucato e si infilava nel letto matrimoniale, nell'angolo lontano, per non dare fastidio. Povera lei. Mi chiamo Federica Mellori e mi hanno appena ammazzata. Nulla di grave, sia chiaro. Diciamo che il mio lui ci aveva il rotellino spostato nella testa. Poi, dopo che ha preso residenza e il suo pene nella mia vagina, non contenta, recuperavo gli scaffali che mamma non era riuscita a prendere. Caro lui, lo faceva per il mio bene, perché mi amava lui, e quindi a volte giubbotte, anche quando ero incinta. Su, non fate quelle facce. Non è mica morto nessuno, no? Cioè, io sì. Ma su via! Allegria, gente! Allegria! Non siamo mica al mio funerale? Ah, sì. Siamo al mio funerale. Quella gente che va in chiesa è lì per me? Quella bara che viene trasportata allora? Ma dai! Ma pensa! E quanti sono? Ah, guarda! C'è pure mia cugina Claudia di Roma e zio Carmelo e nonna Nilde. Ah, che peccato non poterli abbracciare. Vabbè, comunque, morto un papa, se ne fa un altro, no? Quindi, morta una donna, se ne fa un'altra. Chi? E come chi? Ma caro lui, avrà ben diritto a rifarsi una vita. Vedeste con quale cura mi ha tagliato la gola? Zacchete, veloce, rapido. Nemmeno io ero capace a tagliare la carne così. Ah, su questo era proprio bravo, caro lui. Bravo e preciso, zacchete, un colpo, la giugulare presa in pieno. Effettivamente poi non deve essere stato facile, caro lui. Dico, adagiarmi a terra, sì, perché mi ha presa alle spalle e poi magari mettersi a pulire tutto quel sangue. E mi dispiace avergli dato questo disturbo. Beh, torniamo a noi. Rimango incinta, signori miei. Mio fratello lo sbattono in un comando militare a Cagliari. Mio babbo intanto si becca una bella cirrosi epatica. Chissà poi perché. Ma a volte la vita. E io mi trovo a mettere nella conta di cui vi parlavo anche sta cosa. L'incittaggine.
Ovvero sia, signori miei, sarebbe meraviglioso se per una volta, una sola, aveste la possibilità di partorire un figlio. Ma voi siete maschi, voi! Fate residenza nelle vagine delle vostre donzelle e non solo lasciate il semino e chi si è visto si è visto. Ma perché mi dico? No, per curiosità. Perché non c'è la possibilità, che so io, di dividercelo? 4 mesi e mezzo a noi femmine e 4 mesi e mezzo a voi maschi. Sai che bellezza! Vieni, caro, ti lascio in eredità per i prossimi mesi il pupo che sta per nascere. No? Tutto dentro alle nostre pance. Almeno le mestruazioni hanno pietà di noi in quel periodo, almeno quello. Che lui mi penetra anche se non avevo voglia, caro lui. Sì, perché diceva che la voglia e l'istinto non si devono placare all'uomo, al virile maschio sia mai. Che dopo mi bastona pure, caro lui. Almeno nascerà maschio, mi dico, ma che? Una bella femminuccia, pronta a divenire anche lei una brava e devota moglie al servizio dell'uomo. La odiavo. No. Oh, signori miei, non fate quelle facce. La odiavo perché non ne potevo più. Che non era giusto che anche lei dovesse patire quello che io e mia madre abbiamo patito. Povera lei. Mi chiamo Federica Melloni e mi hanno appena ammazzata. Nulla di grave, sia chiaro. Diciamo che il mio lui ci aveva il rotellino spostato nella testa. Intanto babbo ci aveva lasciato. Mai visto mamma tanto serena. Gli occhiali da sole spariti anche quando pioveva e Alice, mia figlia, cresceva a calci in culo presi dalla vita, ma cresceva. Le botte annientano le donne e mentre sono qui morta ammazzata, mentre quei signori mi stanno portando in chiesa dopo avermi adagiata in una bara, mentre il parroco sta dicendo messa esclamando che non è ammissibile che ancora oggi le donne vengano uccise in maniera così barbara, mentre mio marito, caro lui, è in carcere che solleva pesi, mentre mia madre piange sulla prima panca della chiesa, mentre i giornalisti scrivono l'ennesimo articolo intitolandolo "Il femminicidio continua", mentre fuori dalla chiesa il movimento delle donne, se non ora quando, sono unite in silenzio con un cielo acceso, mentre si organizza un lutto cittadino, mentre Alice che ha 3 anni non capisce ancora bene cosa sia successo, mentre le campane suonano a lutto, mentre i poliziotti che mi hanno trovata stesa in una pozza di sangue si fanno il segno della croce, mentre mio fratello è dovuto rimanere a Cagliari perché a breve lo manderanno in Libano per l'ennesima missione di pace, mentre i chierichetti smuovono l'incenso, mentre i fiori emanano quell'odore di morte, mentre mi portano al cimitero, mentre la ghiaia viene spostata, mentre gli occhiali da sole mia madre ora li indossa e non piove, mentre mi calano giù nella terra, mentre i pianti rimangono su nella terra, io vi lascio, signori miei. Una ragazza, una donna, una femmina, una persona ammazzata. Ancora, un'altra volta. Io vi lascio, signori miei, una ragazza, una donna, una femmina, una persona ammazzata. Ancora, un'altra volta. Io vi lascio, signori miei, una ragazza, una donna, una femmina, una persona ammazzata. Ancora, un'altra volta. Io vi lascio, signori miei, una ragazza, una femmina, una persona ammazzata. Ancora, un'altra volta. Mi chiamavo Federica Melloni.
Mi chiamo Ipazia Fiorentini e mi hanno appena ammazzata. Nulla di grave, sia chiaro. Solo che il mio lui gli è partito il boccino nella testa. Non fate quelle facce lì che sarà mai. Morto un papa se ne fa un altro. Morta una donna se ne fa un altro, o no? Che poi è stato davvero un gentleman. Un gentleman, signore mie. Mica mi ha fatto soffrire. Un colpo di pistola alla fronte, pam! Preciso, preciso. E tolto il pensiero. A proposito di Papa, chi c'è ora? Ah, un argentino. Ma dai. Almeno si ballerà il tango durante le messe, no? Come? Francesco. Un bel nome. Proprio un bel nome. Va bene, il Papa vi ha già parlato la mia amica Federica prima, vero? Quindi adelante, dov'è che ero rimasta? Ah sì, che lui aveva sempre avuto una passione per le armi. Anche quando era poi divenuto avvocato, diceva che sparare lo rilassava e quindi il sabato mattina lui al poligono a sfogarsi, io dall'estetista e dalla parrucchiera. Sì, perché, signore mie, mica avevo tempo durante la settimana di fare tutte quelle robe da donne, sempre in tiro. Che lavoro facevo, chiedete? Ero una manager, la classica donna in carriera, per intenderci. Mi piaceva tanto il mio lavoro. Potevo anche stare fuori casa 15 ore e non me ne accorgevo. Diciamo che io e il mio compagno non eravamo sposati. Ecco, una coppia di fatto. Almeno per noi, perché lo Stato non è della stessa opinione. Che pure il prete del nostro quartiere, non vi dico, ma sposatevi, creature belle di Dio, sposatevi, così il vostro amore sarà suggellato dall'amore che il Signore nutre per voi. Suggellato, ha detto padre. No, cara, suggellato! Ah, scusi, non avevo ben capito. Anche se surgelato rendeva bene l'idea. E giù a ridere. Che poi in chiesa noi non ci si metteva proprio piede. I nostri bambini non li abbiamo nemmeno battezzati. Poi un giorno, se vorranno, troveranno un Giovanni Battista, si faranno un bel bagno nell'acqua santa e via. Cattolici doc, ma liberi di scegliere. Noi eravamo battezzati, ma insomma non sapevamo proprio chi era questo Dio che il parroco del quartiere continuava a pubblicizzare. Atei. Vada per atei. Che c'è di qua, mi chiedete? Al momento una gran confusione. Mi hanno messa nel reparto femminicidio, come già vi ho detto. Per il resto c'è odore di bortato e una luce al neon. Una sala d'aspetto, credo. Ma dove ero rimasta? Ah sì, dicevo, eravamo una coppia di fatto, con 2 bambini pure. Un maschio mio avuto da una relazione precedente, una femmina sua avuta anche lui da un'altra relazione. Una famiglia new style, per dire. Io mi fermo, così spegnete il cellulare. Una famiglia new style, per dire. Mia madre, santa donna, mi aveva sempre dato tutto l'amore che una figlia può sognare. Professoressa dell'università, ora in pensione, insegnava filosofia, cara lei. Mi ricordo ancora le sue lezioni private riservate a me e mia sorella. E ci raccontava di Socrate, di Aristotele, di quella meravigliosa donna di nome Ipazia. Ecco, ora sapete perché mi chiamo così. Lei aveva una venerazione per questa donna.
morta martire per la follia di quel Cirillo, che ovviamente è stato fatto santo subito. Chissà se anche il mio compagno lo faranno santo, ora che mi ha bucato il cranio. Mi chiamo Pazia Fiorentini, mi hanno appena ammazzata, nulla di grave, sia chiaro, solo che al mio lui gli è partito il boccino nella testa. Ah su, dai, mica è una tragedia, no? Ah sì, dite voi, una tragedia, su via dai, morto un papa se ne fa un altro, morta una donna se ne fa un'altra, via quelle facce tristi. Che vi dicevo che lui, caro, aveva sempre avuto una passione per le armi, ecco che vi dicevo. Diceva che sparare lo rilassava un po' come a me stirare. Dio, non è proprio la stessa cosa, comprendo. Ma io lo rispettavo. Il mio compagno assassino in casa non mi aveva mai dato segni di squilibrio, certo. Io ero una donna molto bella. Anche lui, devo dire. Che me l'ero scelto mica a caso, signore mie. Era un pezzo d'uomo alto, biondo, con 2 occhi blu che parevano il mare. È una stazza, signore mie, insomma un bell'uomo. Il famoso principe azzurro. Mancava solo il cavallo bianco, signore mie, e poi era proprio come quello delle favole, che da ragazzo aveva fatto anche il modello, caro lui. Anche il modello. E insomma, bello lui, bella io. Non vi dico gli spasimanti intorno che giravano, sperando un giorno la nostra relazione facesse crack. Invece ci si amava. Si faceva anche tanto sesso. Sì, signore mie. Era un dio del letto quello lì. Guardate, mi rammarico di essere morta, altrimenti una bella... con lui quasi quasi. Ah, è vero, cavolo. Mi era quasi passato di mente. È lui che mi ha sparato un colpo alla testa, preciso preciso. Magari mi ha scambiato per quei bersagli del poligono. Caro lui. Magari si è svegliato la mattina dopo aver letto un messaggio arrivato sul mio cellulare, ha pensato di essere al poligono e PAM! Un colpo da cecchino professionista. Io caduta solo all'istante. Comunque, signore mie, non usate il cellulare, per amor del cielo, che poi con quei tablet e con quei touch screen si ricevono telefonate, messaggi, email e commenti Facebook, che se avete una relazione segreta, signori miei, dovete stare molto in guardia. No, io non avevo nessuna relazione io. Cioè sì, mi piacciucchiava l'amministratore delegato della mia società, ma nulla di che. Lui mi faceva la torta in continuazione, ma io a parte un bacio. Giuro, signore mie, non ho mai ceduto. Che poi se me lo portavo a letto e tornavo non riuscivo mica a guardarlo in faccia il mio lui. No. Babbo mio mi diceva sempre, cerca per quanto possibile di rispettare la vita altrui, le loro idee. Il babbo mio è una persona meravigliosa, era un regista, sapete, sì, di quelli anche famosi. Avete presente Happiness nel corridoio? Ecco, è suo, come tanti altri. Beh, babbo mio mi aveva insegnato l'arte della lealtà e della complicità. Diceva che amare per la vita è un'invenzione, ma che l'amore doveva essere rispettato fino all'ultimo battito, fino a quando si capisce che un giorno la persona che pensavamo fosse quella giusta non era, e allora ci si lascia, ma senza traumi, senza tristezza, ma anche la fine è il dolce sapore dell'orgasmo, se vissuto consapevolmente e appieno. Ultimo capitolo di un libro letto e scritto assieme per 8 anni o mesi o giorni. Non ha importanza la quantità, ma la qualità. Vabbè che ero una sentimentale, sapete. Al lavoro ero inflessibile, mettevo la maschera e tiravo dritta, ma poi a casa mi abbandonavo tra le braccia del mio lui e dei miei bambini. La mia vita era quella. Mi chiamo Ipazia Fiorentini, mi hanno appena ammazzata. Nulla di grave, sia chiaro, solo che al mio lui gli è partito il boccino nella testa.
sa che... Ah sì? Che faccia da funerale? Ah, c'è un funerale, mi dite? Il mio? Ma pensa, guarda quanta gente, babbo e mia madre lì in prima fila in chiesa, mia sorella dietro, tutti i parenti e gli amici. Ero ben voluta, non credete? Mannaggia, se solo mi fossi spostata mentre sparava, magari, che so, avrei evitato questa morte che mi sta stretta. Devo proprio dire, signore mie, mi sta stretta perché io volevo vivere ancora tanto, diamine! Volevo crescere i miei figli, mandarli poi a studiare all'estero, che una o due lingue straniere oggi sono fondamentali. Invece sto qui, che vi parlo con questa testa bucata. Pensate quanto può essere importante un pezzo di ferro lungo 4 centimetri, un proiettile che pare una supposta, ha una forza, una potenza immensa, ma dico io, si può uccidere per gelosia? Evidentemente sì, signore mie, perché la polizia poi, interrogando il mio compagno, ha scoperto che lui era andato fuori di sé dopo aver letto un messaggio che avevo ricevuto sul cellulare. Era il mio amministratore delegato, quello del bacio, e basta, per intenderci. Ecco, sì, insomma, mi aveva scritto che mi desiderava, che mi ricopriva di baci, che quando avrei voluto lui si sarebbe passato, mi sarebbe passato a prendere e mi avrebbe portato via per amarmi per la vita. Sì, insomma, un messaggio dolce, ma eccessivo, non credete anche voi? Io giocavo con lui, lo ammetto. Anche perché se non l'avessi fatto così, addio carriera, che lui poteva licenziarmi in tronco, quindi camminavo su un letto di chiodi. E dovevo sempre stare attenta a come pormi, non troppo ammaliante da illuderlo di un amore tra me e lui, non troppo indifferente. Ecco, ero amica amorevole con lui, e lui, dopo intelligente che era, mi corteggiava, ma sempre con discrezione. Un messaggio così non me l'aveva mai mandato. Non so che gli sia passato per la testa quella mattina, solo che il mio compagno non ci ha più visto, non ci ha capito nulla, mi ha scambiato per una figura del poligono e un buco in fronte che mi ha trapassato il cervello. Nemmeno il tempo di dire: ma che cazzo fai? Nulla. Stesa a terra come una morta. Anzi, ero morta. Mi mancano i miei bambini, mi manca la mia famiglia, mi manca quell'uomo che ho amato alla follia e che ora sta piangendo dentro la cella di un carcere. Mi manca la vita, signore mie. E mentre sono qui morta ammazzata, mentre quei signori mi stanno portando in chiesa, dopo avermi adagiato su una bara, mentre il parroco sta dicendo messa, esclamando che non è ammissibile che ancora oggi le donne vengano uccise in maniera così barbara, mentre il mio compagno, caro lui, ora vorrebbe spararsi un colpo ma non ha più un'arma con sé, mentre mia madre piange sulla prima panca della chiesa a fianco al babbo, mentre i giornalisti scrivono l'ennesimo articolo intitolandolo "Il femminicidio continuo", mentre fuori dalla chiesa il movimento delle donne, se non ora quando, sono uniti in silenzio, con un cero acceso, mentre si organizza un lutto cittadino, mentre i miei bambini ancora non capiscono bene quello che è successo, mentre le campane suonano a lutto, mentre i poliziotti che mi hanno trovata stesa su una pozza di sangue si fanno il segno della croce, mentre mia sorella è svenuta davanti alla bara, mentre i chirichetti smuovono l'incenso e mentre i fiori emanano quell'odore di morte, mentre mi portano al cimitero.
mentre la ghiaia viene spostata, mentre gli occhiali da sole di mia madre coprono le lacrime e piove, mentre mi calano giù nella terra e mentre i pianti rimangono su nella terra, io vi lascio, signore mie, una ragazza, una donna, una femmina, una persona ammazzata ancora una volta. Io vi lascio, signore mie, una ragazza, una donna, una persona ammazzata ancora un'altra volta. Io vi lascio, signore mie, una ragazza, una persona ammazzata ancora un'altra volta. Io vi lascio, signore mie. Mi chiamavo Ipazia Fiorentini. Buongiorno amore, sei ritornata, niente è cambiato, siamo gli stessi, innamorati come una volta. Tu sei la stessa, quella che amavo, le stesse mani, lo stesso viso, la stessa ansia nei nostri cuori. Quando mi hai visto, tu hai sorriso, chiedere perdono non è peccato. Sei ritornata, niente è cambiato, siamo gli stessi, innamorati. Quando mi hai visto, tu hai sorriso, chiedere perdono non è peccato. Grazie. Ringraziamo ancora gli artisti che ci hanno permesso di ascoltare questo lavoro. Ora vi dico quale città veramente, ora ve lo dico davvero: Torino, Genova, Val di Susa, Milano, Verona, Vicenza, Trieste, Venezia, Rimini, Roma, Campobasso, Senigallia, Varese, Ragusa, Bologna, Agrigento e Bari. Contemporaneamente a queste città abbiamo potuto ascoltare questo lavoro che secondo me offre degli spunti interessanti, come dicevo prima, e ci fa capire che non è necessario assecondare una cultura securitaria per combattere la violenza di genere. Ciò che ci hanno raccontato gli artisti con il loro splendido lavoro è che soprattutto sull'educazione e sulla cultura che dobbiamo camminare per combattere la violenza contro le donne.
Per questo chiamiamo Esther Cois, che commenterà e insomma, ci parlerà di ciò che è necessario per combattere la violenza di genere. Un po' la voce bassa, però il mio intervento è intitolato "Se mi lasci ti cancello, la violenza di genere come patologia delle relazioni di coppia". Quando dovevo stendere questo intervento, qualche appunto su questo intervento, mi ero riproposta di fare una specie di sintesi delle cose che in questi giorni, in modo particolare oggi, si sono sentite a proposito del fenomeno che viene normalmente definito come femminicidio, quindi quello della violenza non tanto sulle donne, perché è un termine che secondo me non rende, ma contro le donne in quanto tali, proprio perché donne. Dopodiché invece mi sono riletta il testo dei due monologhi che abbiamo sentito poco fa e ho pensato che fossero più che sufficienti, decisamente ricchi per poter dire tutto quello che si può appunto pensare, riflettere appunto sulla giornata di oggi. Intanto perché questi due monologhi raccontano l'intimità di due coppie, di due relazioni di coppia che sono state raccontate in modo molto partecipe ovviamente, visto che le voci che narravano erano una delle parti appunto delle due coppie ed erano voci che riportavano le azioni anche di altri, dei contesti, delle famiglie, altre persone che parlavano appunto attraverso queste voci. In modo molto lucido potevamo sentirle attraverso appunto queste voci, anche nel primo caso la voce della madre, nel secondo la voce dell'amministratore delegato per esempio. Quindi degli scorci di relazioni molto intime estremamente precise. Ed erano racconti di relazioni intime perché vissute all'interno di case, di coppie, più o meno di fatto, ma questo poco importa, di pareti domestiche, dove sappiamo, almeno questo ci dicono le statistiche, che l'elemento di protezione non sempre è tale, anzi, spesso le pareti servono solo a nascondere. Se è vero che la gran parte, la stragrande maggioranza delle vittime di violenza di genere subiscono questa violenza all'interno delle proprie case. Cosa che non sempre trapela, anzi molto poco trapela, spesso rimane nascosta per anni, oppure emerge solo quando è troppo tardi, o per uno scatto di ribellione, spesso appunto quando i figli sono in pericolo, perché un altro dato che le statistiche ci raccontano è che spesso le vittime trovano il coraggio di ribellarsi quando temono non solo per la propria vita, ma per la vita dei figli, oppure quando non riescono a ribellarsi in tempo e quindi quella violenza che per anni si è consumata tra le pareti domestiche diventa visibile, in quanto diventa omicidio. È nelle coppie dunque che bisogna scavare per trovare le radici di questa violenza. Io pensavo anche al significato del termine privato, vita privata. In questi casi forse la polisemia del termine è ancora più evidente, perché la vita delle due donne che abbiamo sentito poco fa è stata private intanto della sua esistenza, perché sono due donne morte ammazzate, ma anche durante lo svolgimento di questa vita è stata privata di tante cose, di opportunità, di aspirazioni, di capacità, possibilità di credere in se stesse. Entrambe sono due storie molto diverse apparentemente, come si diceva bene all'inizio. La prima è un po' più stereotipa, per il senso comune. Ci aspetteremo di più di trovare sacche di violenza in una coppia di questo tipo. La seconda invece sembrava la classica coppia idilliaca, tutto più da invidiare, certamente poco sospetta dal punto di vista della tossicità del rapporto. E invece ci sono moltissime assonanze, secondo me, tra le due coppie, tra le due donne che raccontano la propria vita di coppia. Intanto perché la violenza di genere è una violenza sempre trasversale, non ci sono dei parametri che ci permettano di prevenirla. E questo è uno dei principali problemi nel contrasto appunto alla violenza. La violenza di genere è trasversale alle condizioni economiche, al tipo di rapporto, è trasversale alla provenienza, all'ambientazione geografica, al fatto che ci siano dei figli o meno, all'età. Di recente mi è capitato di andare a un convegno nel quale si parlava di educazione al rispetto di genere e sono rimasta scioccata dai risultati di una ricerca che è stata condotta tra l'altro in provincia di Cagliari su 3 istituti superiori
tra ragazzi tra i 15 e i 17 anni, dei quali si cercava di sondare la consapevolezza di che cosa sia violento e cosa non lo sia in un rapporto. Ebbene, uno dei dati che a me ha lasciato veramente perplessa, perché stiamo parlando di ragazzi molto piccoli, quindi di generazioni che ancora non hanno neppure sperimentato appieno cosa significhi un rapporto di coppia, ben il 30% di loro ritenevano che la violenza contro il partner, la partner in questo caso, fosse giustificabile sulla base di una serie di indicazioni, una delle quali era ad esempio il tradimento. Si riteneva giustificabile. Io mi sarei aspettato una percentuale minima o addirittura nulla. Non è mai giustificabile la violenza, eppure non è così. Non è ancora così. Quindi è trasversale anche al dato anagrafico, la violenza di genere. Due avvertenze prima di andare a toccare alcuni punti che mi hanno colpito particolarmente di questi due monologhi. La prima è che io trovo, una mia opinione personale, diciamo come ricercatrice, però negli anni mi è capitato spesso di occuparmi di questo fenomeno e ho consolidato quest'idea, che sia inutile dal punto di vista metodologico considerarlo un fenomeno dicotomico, donne contro uomini. Non è così, è poco utile utilizzare questa prospettiva oppositiva, perché piuttosto parliamo di un ordine strutturale, quello attraverso il quale è strutturata la nostra società dal punto di vista economico, culturale, educativo, eccetera, a cui tutti siamo esposti, donne e uomini. C'è una canzone che dice: sono figli delle donne, ma non sono come noi. Chi educa i figli, maschi e femmine, la consapevolezza, il rispetto, sono tutti e due, sono le donne e sono gli uomini. Tutti siamo esposti allo stesso sistema di socializzazione, primaria, nelle famiglie e secondaria, sul mercato del lavoro, attraverso i media, a scuola e così via. Quindi non ha molto senso, secondo me, parlare solo di uomini che odiano le donne. Primo perché non tutti gli uomini odiano tutte le donne, e poi perché secondo me è anche scorretto parlare di uomo o di donna come se si trattasse di monoliti. Dietro i numeri ci sono delle storie. Noi sappiamo che ad esempio fino a oggi in Italia nel 2013 sono state uccise 128 donne, dei propri amanti, fidanzati, mariti. Sono moltissime e sono solo la parte che è stata uccisa, il che significa che dietro queste storie ce ne sono altre di violenze di ogni genere che tutti i giorni vengono perpetrate. Però non possiamo fare un'operazione di metonimia, la parte per il tutto. Non tutti gli uomini sono violenti, non tutte le donne sono vittime. Per questo parlavo di relazioni tossiche. Ed è bene secondo me tenerlo sempre presente quando si parla di questi fenomeni, altrimenti si rischia un po' di scivolare nell'ideologia e di non essere presi sul serio, che è un problema grossissimo che si ha quando si parla appunto di questi temi. La seconda avvertenza è che spesso si sente dire che l'Italia da questo punto di vista ha una situazione tragica, la peggiore in Europa. Anche questo non è vero. L'Italia ha una situazione tragica, è indubbio, perché 128 donne morte fino ad oggi sono un dato che parla per sé. Però nei paesi occidentali, anche più avanzati economicamente, secondo alcuni anche culturalmente, dal punto di vista familiare, della relazione di coppia dell'Italia, la performance italiana non è la peggiore. Per esempio la Germania riesce a fare peggio di noi, il che non significa nulla, perché certo questa non è una lotta, un primato che è molto triste. Però anche questo è un dato che bisogna tenere presente, perché quando parliamo di questi fenomeni, per essere creduti, bisogna essere precisi ed evitare di enfatizzare le parti che possono essere smentite, in modo tale che invece la verità dei fatti possa emergere. Dal punto di vista dei due monologhi che abbiamo appena sentito, secondo me emergono soprattutto due caratteristiche di quell'ordine strutturale che vi dicevo, in entrambe le storie. La prima, secondo me, è che in entrambe emerge un'idea proprietaria dell'altro, dell'amore, della relazione di coppia. Nel primo caso è addirittura evidentissimo, un'appropriazione indebita, più che l'idea di proprietà del corpo, ad esempio, della moglie. Il corpo che viene utilizzato in qualsiasi circostanza, stia male, non stia male, sia incinto oppure no, un corpo che viene spogliato, che viene picchiato, che viene utilizzato. La residenza dentro di sé, l'immagine che viene utilizzata, è efficacissima secondo me da questo punto di vista. E sul corpo delle donne in tutti i modi, nel corpo materiale, ma anche nel corpo scarnificato, fatto a pezzi, che vediamo ad esempio nei media, si combattono tutti i giorni delle battaglie culturali, e spesso sono delle battaglie perse, perché è un corpo che continua ad essere utilizzato, indipendentemente da che cosa c'è dietro, da che
cosa c'è dentro, da che cosa ci potrebbe essere. L'altra caratteristica è quella dell'asimmetria, che ugualmente è presente in entrambi i monologhi. L'asimmetria che struttura il nostro ordine culturale, l'ordine materiale, il mercato del lavoro, perché la violenza non è solo fisica e sessuale, queste sono le forme più evidenti, più conclamate, ma ci sono altre forme di violenza di genere che sono più subdole, meno evidenti, la violenza economica, il privare le donne del potere d'acquisto, che è un altro pezzettino di potere non da poco, significa dire loro che non hanno possibilità di scegliere, di migliorarsi, di acquisire delle opportunità, di avere un valore. Come io ricordo sempre la frase di un romanzo che amo molto, nel quale si diceva: tu sei al mondo solo perché c'è posto, come se tu non avessi nessun valore, sei un'esternalità, ma di per sé non conti niente. Anche questa è violenza. E violenza è la violenza psicologica. La donna del secondo monologo a un certo punto dice: io avevo questo flirt con il mio amministratore delegato che non è mai andato oltre, io non ho mai tradito il mio compagno, ma del resto potevo forse tirarmi indietro? No, dovevo giocare un po' di sponda, un po' in equilibrio, poteva licenziarmi. Ci sono delle pressioni a cui moltissime donne sono obbligate a sottostare. Pensate al fenomeno delle dimissioni in bianca, a tutte le ragazze che sostengono i colloqui di lavoro nascondendo il fatto di avere dei figli, perché non sarebbe quindi un motivo per il quale si darebbe concretamente l'opportunità di essere assunte. Oppure il fatto, e anche questo ce lo dicono i dati, che spesso l'assunzione passa attraverso la considerazione di caratteristiche diverse della professionalità, caratteristiche fisiche, che in questo caso in modo molto asimmetrico sono spesso valutate nelle donne e non lo sono invece negli uomini. Tant'è che solo nei concorsi pubblici anonimi le performance femminili sono superiori a quelle maschili, perché non c'è possibilità di vedere, di guardare, di comprare, di misurare. Dal punto di vista dei due monologhi mi sono segnato un po' di passaggi che secondo me esemplificavano molto bene molte delle cose che si possono dire sulla violenza contro le donne, appunto. Il primo è il messaggio educativo. Nel primo monologo è chiarissimo, la madre, la figura della madre che educa la figlia ad essere ragazza, perché poi donna diventerà quando lo deciderà il marito. Si dice spesso che è più facile educare, diciamo più efficace nel medio termine, educare le ragazze alla paura della provocazione, dell'eccessiva visibilità, alla paura di appropriarsi del tempo, la notte. Perché io non posso uscire dopo le 10 e mio fratello sì? Ma come? Perché tuo fratello è un maschio, la notte non ti appartiene. Ho dello spazio, la città. Perché io non posso andare in questo quartiere? Perché è pericoloso, tu non ci puoi andare. Mentre è più difficile, meno efficace, educare invece i ragazzi, e quindi anche le ragazze per consapevolezza interposta, al rispetto, al fatto che è un abominio anche solo pensare che esista un'operazione di azione e reazione, provocazione, comportamento aggressivo. Questo è la radice appunto del rispetto che passa attraverso l'azione educativa. Uomini e donne non sono parti meccaniche di uno stimolo, sono persone, come viene ripetuto alla fine del monologo. Donna, femmina, ragazza, persona soprattutto. Il secondo elemento è quello delle carriere morali, i ruoli di genere, i destini che vengono imposti, costruiti apposti in ragione del fatto che si è nati maschi o femmine e che quindi si è diventati uomini o donne. Questi destini che vengono costruiti appositamente come diversi, come diciamo differenziati in modo tale da mancare di un pezzo. Spesso lo si dice anche in modo un po' vezzoso, no? La mia dolce metà. Ma la metà che cosa significa? Che non sei qualcosa di intero, che ti mancherà sempre qualcosa. Che per essere intera devi essere dipendente, ed è una dipendenza buona, legittimamente accettabile dal punto di vista sociale, naturalmente dipendente, quindi indiscussa. Anzi, più ti allontani da questa dipendenza, più sei deviante. Non dimentichiamo che in Italia la terribile legge che riconosceva gli attenuanti in caso di delitto d'onore è stata abolita solo nel 1981. Così come il reato di stupro è passato dal reato contro la morale generica al reato contro la persona solo nel 1996. Questo vuol dire che fino al 1996, fino al 1981, il comportamento di una persona, che poteva essere anche la vittima di aver subito una violenza, ad esempio, non veniva considerato in quanto tale ai danni della vittima, ma come lesivo
come se fosse un appendice che ledeva l'onore genetico di un gruppo. E i portatori di potere all'interno di questo gruppo potevano legittimamente vendicarlo. Quindi era proprio una considerazione meno della metà, una posizione, un'esternalità che si era macchiata addirittura di una colpa per l'intero gruppo. Il terzo elemento è quello che riguarda il riconoscimento dell'emancipazione. Mi è piaciuta moltissimo una frase in cui si diceva: taci e ricorda che sei solo una ragazza, donna lo diventerai solo quando ti vorrai. Io ero abituata a sentir parlare di, diciamo, a sentire questa frase, donne si diventa, pensando al libro che tutti conoscete di Simone de Beauvoir, dove si specifica cosa significa che donna si diventa, cioè che si è educate a pensarsi all'inizio sempre in modo speculare, in negativo rispetto a quello che non si è, che non si vuole essere, per poi acquisire la consapevolezza di quello che si vuole essere. In questo caso certamente non è questa l'accezione. Qui diciamo è una sorta di come dire, similitudine rispetto al significato giuridico del termine emancipazione. Quando si usa questo termine? Per indicare i minori che riescono a ottenere, grazie a una decisione appunto del giudice, il diritto di decidere per sé senza ricorrere ai propri genitori prima di raggiungere la maggiore età. Quindi è un riconoscimento di minorità che supera un rito di passaggio convenzionale, quello verso l'età adulta. L'emancipazione delle donne è stato questo processo, il superamento attraverso lotte che non sono soltanto quelle degli ultimi 40 anni, ma sono lotte che hanno come minimo 2 secoli, della condizione di minorità, del fatto di dover attendere che sia qualcun altro convenzionalmente a riconoscerti come adulto, come uguale, come altro da sé. Ed è un elemento che è stato molto ben richiamato secondo me in questi 2 monologhi. Un altro elemento ancora, l'insistenza sul proprio nome. Entrambi i monologhi iniziano raccontando, dicendo chi si è. Io sono Federica, io sono Ipazia, mi chiamo Federica, mi chiamo Ipazia, e mi hanno appena ammazzata. Questa è la frase con cui esordiscono entrambi. Quindi cosa dicono? Chi sono io e cosa mi hanno? Non dicono mi hanno appena ammazzata, mi hanno appena ammazzata. È l'ordine che ha espresso quel tipo di comportamento che mi ha fatto vittima. Ed è come se dopo morte queste donne avessero requisito la propria voce. In sociologia si dice che quando una situazione non va bene, una situazione conflittuale, si possono scegliere 2 strategie, che sarebbero la voice strategy o l'exit strategy, ovvero sia si protesta o si va via, si abbandona la situazione. In questi casi evidentemente l'exit strategy è stata imposta, si è stati ammazzati, non si è fatto in tempo a protestare, si è superata la soglia oltre la quale era ancora possibile parlare ad alta voce. E quindi tutto quello che possono dire di sé lo dicono come testimonianze lacinanti, per difetto. Ciò che si può dire della propria vita è che è stata tolta. Soltanto 7 donne su 100 in Italia, 100 donne che subiscono violenza, hanno il coraggio di denunciare il fatto di aver subito violenza e quindi di ricorrere a questa strategia della voice. Quelle 128 donne che sono morte nel 2013 fino ad oggi non ce l'hanno fatta. E in questo caso anche per loro l'exit strategy non è stata certamente una scelta. Se pensiamo che in Italia tra tutte le donne comprese tra i 16 e i 70 anni ben 1 su 3 ha subito una qualche forma di violenza economica, psicologica, sessuale o fisica nell'arco della sua vita, capiamo cosa significhi questo silenzio, questa mancanza di voce o forse di orecchie che possano ascoltare. Un altro elemento è quello che fa riferimento ai figli. Si diceva nel primo caso che la bambina che era sopravvissuta alla madre aveva solo 3 anni e non capiva che cosa era successo. Del resto la mamma era stata picchiata anche durante la gravidanza, mentre la bambina si formava. Nel secondo caso si parla di 2 figli e la madre con molto rammarico saluta da morta dicendo avrei voluto vederli crescere, costruire un futuro con loro, eccetera. Un altro dato drammatico della violenza che si consuma nelle reti domestiche è che spesso ha anche altre vittime, oltre a quelle che subiscono ad esempio le percosse o le violenze sessuali, cioè i figli che assistono e sono vittime 2 volte. Primo perché vedono la propria madre, alla quale si suppone siano legati, umiliata, mortificata, violentata, privata di ogni tipo di importanza. Una madre che non riesce a difendere neanche se stessa, immaginatevi cosa può significare per un bambino.
e poi perché imparano che quello è lo sguardo che si può rivolgere alle persone che si amano, perché quella è la loro famiglia. Quindi le radici della violenza attecchiscono anche in questo modo e sono quindi due doppie vittime, per le quali la riproduzione di quello stesso comportamento certamente non è così difficile. Un altro elemento che mi è sembrato utile sottolineare è il fatto che entrambi dicono, a un certo punto gli è partito, credo, il boccino, la rotellina, qualcosa del genere, no? Dicono entrambi. Attenzione, perché spesso si utilizza, ed è un linguaggio sbagliato anche nei media, un linguaggio molto violento per raccontare questi episodi, cioè una duplice violenza. Si parla di delitto passionale, di follia d'amore, eccetera. Non c'è niente di sentimentale in questo tipo di eliminazioni, di annullamenti, di cancellazioni delle persone, anche se sono subitanee. Spesso si utilizza il termine raptus e secondo me è un concetto che bisognerebbe proprio escludere dall'orizzonte degli eventi. Le statistiche ci dicono che solo 6 uomini su 100 che hanno commesso violenza sono stati dichiarati incapaci di intendere e volere. Questo vuol dire che 94 erano perfettamente consapevoli nel momento in cui hanno agito in maniera violenta. L'altro termine che secondo me bisognerebbe curare nei discorsi che normalmente si fanno quando si parla di violenza di genere è quello di emergenza, perché altrimenti sarebbe vera la teoria secondo cui in Italia e in altri paesi saremmo in un perenne stato di emergenza. Il fatto che episodi gravissimi si ripetano una volta ogni 2 giorni non la rende un'emergenza, la rende una sedimentazione terribile, pericolosa, ma che non si può affrontare in modo emergenziale, ma strutturale. Altrimenti non se ne esce, resteremo in un perenne stato di emergenza, a contare i morti che ogni anno, le morte, che ogni anno appunto aumentano. L'ultimo elemento che vorrei sottolineare è che queste donne hanno parlato non solo per sé, ma hanno parlato per tutte quelle che appunto, almeno quest'anno, non hanno potuto farlo. Donne che persino nella loro dimensione concettuale globale si vedono ridotte a una parte del tutto, anche in questo caso in modo fintamente positivo. Donne che vengono ancora definite l'altra metà del cielo, la metà del cielo. Le donne sono tutto il cielo come gli uomini, così come sono tutta la terra, ma è proprio su quella terra che continuano ancora oggi a crescere i frutti e i fiori malati di queste relazioni tossiche. Che ha dato uno spaccato interessantissimo dalla lettura del dialogo Finché morte non ci separi. Credo che sia veramente prezioso, vi ripeto, aver avuto questo momento nel programma organizzato dall'assessorato e dalla Commissione per le opportunità del Comune di Cagliari, Cagliari cammina contro la violenza, proprio perché attraverso questo programma, attraverso queste serie di iniziative noi vogliamo proprio mandare il messaggio che Esther ci ha già in maniera articolata trasmesso, cioè appunto che la violenza ormai è chiaro non è un fattore emergenziale, la violenza ormai non è un fattore che va solo combattuto con le leggi, ma è un fattore che va la cui radice va sradicata la radice profondissima che si trova nel nostro livello culturale, nella nostra coscienza, nella nostra idea di stereotipo. Credo che nessuno di noi, né uomini né donne, siano immuni. Ci sono sicuramente le persone che hanno una sensibilità più matura, le persone che si occupano di queste tematiche tutti i giorni, ma c'è ancora moltissimo da fare fin dalla prima infanzia, proprio perché ancora nelle scuole purtroppo ciò che vediamo sono ancora le divisioni dei ruoli tipici maschili, tipici femminili, e da lì credo che bisogna iniziare a camminare per abbattere la violenza di genere. E quindi ripeto, questo commento che Esther Kois ci ha fornito insieme ai monologhi che Maria Loi Tazzeni e Alessandro Moroni ci hanno voluto raccontare con il loro splendido lavoro, appunto rientrano perfettamente in quello che con questa iniziativa abbiamo voluto fare, cioè appunto una riflessione su
una riflessione per segnare la direzione nella quale dobbiamo camminare. Quindi ringrazio tutti voi per essere stati con noi. Niente, al prossimo appuntamento che sarà giovedì alle 18 a Lazzaretto con una tavola rotonda appunto, con gli attori dell'accoglienza delle donne vittime di violenza, un'avvocata penalista, uno psicologo, l'ispettore di polizia della sezione anticrimine. Insomma, qui sarà aperto il dibattito con le associazioni. Insomma, chi vorrà partecipare. Vi ringrazio ancora per essere qui e ringrazio la Municipalità di Chieri che ha messo a disposizione insomma, il lavoro, che ha lavorato con noi in strettissima collaborazione per questa organizzazione dell'iniziativa, e buona serata.